La CGIL Veneto lancia un appello chiaro alla politica in vista delle prossime elezioni regionali: rimettere al centro salute, ambiente e servizi pubblici. Il sindacato denuncia una situazione critica che intreccia inquinamento, carenza di personale sanitario e crescente privatizzazione del sistema sanitario nazionale. Noi chiediamo un cambio sui temi della salute e quindi della sanità pubblica universale, perché torni ad essere pubblica universale. C'è una carenza di organici ormai strutturale, abbiamo una prospettiva di pensionamenti molto alti, quindi bisogna assolutamente intervenire. Negli ultimi anni migliaia di cittadini veneti hanno perso il medico di base, le liste d'attesa si allungano e sempre più persone rinunciano alle cure. Purtroppo oggi ci sono molte persone che non si curano, diciamo che sono caratterizzate soprattutto da anziani e donne, quindi anche chi ha un reddito più basso, e questo è un'ingiustizia che non è accettabile. Mancano all'appello oltre 3.500 medici e 5.000 infermieri, mentre le strutture previste dal PNRR, come case di comunità e centrali operative, procedono a rilento. In molti reparti degli ospedali, inoltre, denuncia il sindacato, manca l'organico fra medici e OS per lavorare in modo efficiente. Allarme anche sul fronte delle malattie professionali, in netto incremento nell'ultimo biennio. Sono cresciute soprattutto nel settore metallurgico e nell'edilizia. Oltre il 90% di questi casi, questi 157 casi, sono imputabili ad una pregressa esposizione ad amianto e quindi si tratta prevalentemente di mesoteliomi e di qualche tumore al polmone. Sul fronte ambientale la CGIL chiede interventi urgenti per la bonifica dei siti contaminati da PFAS e per la messa in sicurezza delle falde acquifere, oltre a un monitoraggio continuo su acqua, alimenti e popolazioni esposte. Il Veneto infine resta infatti tra le regioni con più alto consumo di suolo in Italia, con oltre l'11% del territorio ormai impermeabilizzato. Siamo una regione ad alto rischio idrogeologico, dobbiamo cambiare quella che è la normativa regionale che sia intervenuta su questo tema, ma purtroppo ha messo troppe deroghe che permettono ancora di costruire molto. Il sindacato chiede un piano straordinario di assunzioni, investimenti nella medicina territoriale e politiche ambientali più severe.